cantore del Friuli, soprattutto per la sua produzione di musica popolare, e meno conosciuto per quello che riguarda il repertorio a Palermo Corso, che invece è stato depositato dalla Biblioteca Friulana e minuziosamente catalogato dal più presente nipote Daniele Garzoni, è invece molto ricco di composizioni cantorali che si conoscono. Le più grosse composizioni sono per orchestra grande e coro, ma ci sono anche delle piccole composizioni strumentali. Sfogliando l'archivio dell'archeologica mi è venuta l'idea di presentare alcune composizioni che rappresentino Luigi Garzoni non solamente come compositore ma anche come ricercatore, una funzione importantissima per la memoria, e anche come poeta. E quindi ho scelto alcuni brani che lo rappresentano. Cominciamo con il ricercatore. Luigi Garzoni era uso viaggiare per la parte di libri e farsi cantare dai venti del tempo le canzoni popolari prima che andassero per la montagna. E così ha fatto con queste due canzoni popolari di cui lui parla. La prima si intitola Gli sciampani di San Pietro, raccolta in Carnia nel 1929 dalla voce di Elda Togliutti e Recitoni, facente parte del gruppo corale di Colerenzi. Il testo dice così: gli sciampani di San Pietro non si può mai portare, così anche l'amore ieri non si può stimare. Spero che tutti abbiano capito il friulano che conserva la tradizione. E la musica armonizzata sul canto, che portava queste parole, fa così. Con la collaborazione del maestro Carino abbiamo voluto fatto rivivere questo canto antico e anche il prossimo che si intitola Eio Cianti, Villotta friulana antica, raccolta dalla voce del settantenne Benedetto Raver di Foglia, sempre nel 1929, e armonizzata dal maestro Garzoni, e dice: e io cianti, e non sai del sol place, e io cianti